nonostante i grandi passi in avanti compiuti negli ultimi 30 anni, ancora lontana la piena parificazione con l'italiano nelle scuole e negli uffici, ribadita la mancanza di una politica linguistica. Sarda, nonostante i grandi passi in avanti compiuti negli ultimi 30 anni, ancora lontana la piena parificazione con l'italiano nelle scuole. Sentiamo Andrea Frailis. Grandi successi ottenuti, ma l'obiettivo principale, quello della piena parificazione del sardo con l'italiano nelle scuole e negli uffici pubblici, quello è ancora tutto da conquistare. È il motivo per il quale è stato ricostituito su Comitao Pro sa Limba Sarda, che si propone di portare a compimento il lavoro iniziato oltre 3 decenni fa e che ha condotto a innegabili traguardi come la diffusione crescente della parlata, ma anche la legge regionale 26 e quella nazionale che ha riconosciuto al sardo dignità di lingua. Il comitato si rimette in moto quindi e stamani si è presentato ai giornalisti con una conferenza stampa. Sulla nostra strada abbiamo incontrato ostacoli durissimi, ha detto Mario Carboni, uno dei promotori, sotto forma di pressioni di una parte politica, in particolare l'ostilità delle università sarde. Per completare l'opera ci vorrebbe quello che Gianfranco Pintore ha definito il passaggio da una legislazione generica a una politica linguistica, ma soprattutto, lo ha rilevato Carboni, l'inserimento nello statuto di autonomia della questione lingua, oggi del tutto assente. Il comitato, ha detto Michele Pinna, si propone come interlocutore primario con la giunta regionale per far avanzare il processo del bilinguismo, mantenendo fermo il pilastro del processo culturale, cioè lo standard unico, con le varianti lessicali legate al territorio, per evitare il rischio di quello che Pintore ha definito rinferente volume sulle regole danese. E insieme allo standard unico ben vengano l'indagine sociolinguistica e il piano triennale varati nella scorsa legislatura alla Regione, ma non le risorse stanziate, quelle, a parere dei promotori del comitato, vanno aumentate e di molto. Il mezzo per ufficializzare le richieste lo ha suggerito Antoni Maria Vala, una lettera alle istituzioni da far conoscere a tutti i sardi.